E adesso ci spostiamo in Veneto, che è la seconda regione per numero dei contagi che sono aumentati anche nelle ultime ore. E allora davanti all'ospedale di Padova c'è il nostro inviato Riccardo Porcu. Buongiorno Riccardo. Sì, buongiorno. Quella che vedete alle mie spalle è una scena a cui ormai dobbiamo abituarci un po' davanti a tutti i pronto soccorso d'Italia. Qui siamo a Padova, ci sono 11 tensostrutture che saranno operative da domani, vengono montate dalla Protezione Civile, serviranno per incanalare in due ambiti diversi i pazienti che dovessero avere dei sintomi assimilabili al coronavirus, i sintomatici e gli asintomatici. Noi siamo qui in Veneto, ci sono stati, la seconda regione più colpita dal coronavirus, 71 i casi accertati. Finora un aumento di 28 dal punto di vista numerico. Ha tenuto però a spiegare il Presidente della Regione Luca Zaia che questo numero è dovuto anche in gran parte ai tanti tamponi che sono stati fatti nei giorni scorsi e che si tratta di persone nella maggior parte asintomatiche che restano a casa in isolamento obbligatorio naturalmente. 33 le persone, 32 con il primo morto, Adriano Trevisan, uno dei due morti qui in Veneto, 33 dicevamo le persone positive, risultate positive nel luogo epicentro del contagio qui in Veneto, a Vo e Uganeo. È una zona rossa, non ci si può arrivare, noi però siamo riusciti a parlare e a raccogliere le voci delle persone che stanno vivendo questa quotidianità diversa ormai da diversi giorni. C'è il servizio e poi la linea allo studio.